Grazie all'Avvocato Bonanni. Premetto che io intervengo, come diceva l'Avvocato Bonanni, come consulente legale esterno dell'ONA e, se mi è consentito, anche come ex consigliere comunale e come persona che nel territorio credo di essere impegnato in tante battaglie civili e di civiltà per la crescita di questo territorio. Io voglio partire con ringraziare intanto l'amministrazione comunale, il consiglio comunale che ha permesso, c'è qui il presidente che saluto, il padre Giasini della via, c'è l'assessore Ventura e anche i consiglieri comunali che hanno permesso di poter organizzare e celebrare questa importante giornata di studio, di confronto e perché no, anche di riflessione, perché alla fine credo che tutti avremo modo di riflettere su quello che si sta discutendo questa sera qui, su quello che si sta dibattendo. Non fosse altro che, come abbiamo avuto modo di ascoltare, ci sono autorevoli e importanti, e qualificati e competenti relatori che ci hanno illuminato già sia per quello che riguarda questa disposizione di legge che ci auguriamo tutti venga quanto prima licenziata dal Parlamento regionale, e di questo consentitemi anche un ringraziamento personale all'onorevole Pippo Gianni, che cittadino di una città come Gela, che vive questo dramma perché vive come noi in una città dichiarata da diversi anni, se non ricordo male nel 1990, città ad alto rischio di crisi ambientale. E quindi tutto questo certamente si va ad aggiungere a una situazione, visto che noi questa sera qui parliamo di amianto, di tante altre materie o prodotti altamente inquinanti, altamente tossici e altamente nocivi. E quindi ringrazio l'onorevole Pippo Gianni per questa sensibilità che da sempre, da tanti anni, ha mostrato verso questa problematica e verso questa emergenza ambientale, perché va nella direzione della tutela della salute e della vita dei cittadini. Ma un grazie, consentitemi anche di rivolgere al Presidente dell'ONU nazionale, che abbiamo l'onore di poter ospitare questa sera qui, e a tutta l'ONU, anche l'ONU di Gela, perché anche l'ONU di Gela ha raccolto le adesioni di tantissimi lavoratori e delle famiglie di questi lavoratori che vivono questo dramma. E sono felice e contento che si è subito superato quel momento di incomprensione con i politici, perché io sono convinto che la gente ormai è attenta, è lucida nelle analisi e capisce bene chi si impegna, chi ha la sensibilità e l'attenzione verso quelle emergenze e quelle problematiche che veramente affliggono determinati territori. E il nostro, lo voglio ribadire ancora una volta, non è un territorio normale, non è un territorio normale, perché se è stato, come è stato dichiarato l'altra crisi di incidenza ambientale, non c'è dubbio che ci sono delle problematiche, perché questa dichiarazione è stata fatta dal legislatore nazionale ed è stata fatta proprio a seguito di studi, di approfondimenti, di accertamenti che sono stati fatti su questo territorio e hanno determinato il legislatore nazionale in questo senso. E allora, quando c'è un osservatore nazionale, quando c'è un'associazione, quando ci sono autorevoli relatori che vengono nel territorio ad illuminare, ad illustrare quello che è stato esplicitato, quello che è stato dato, quello che è stato detto, certamente è un momento di crescita ed è un momento anche di grande attenzione dell'opinione pubblica che vive questi drammi. E quindi, siccome non la voglio fare lunga e voglio lasciare spazio ad altri relatori, ad altri illustri relatori come quelli che mi hanno preceduto, voglio concludere dicendo intanto un primo ed ultimo ringraziamento all'ASP, al Presidente professore Virgilio, perché grazie alle sollecitazioni
nell'osservatorio Amianto, sezione di Gela, ha disposto già oltre 100 esami diagnostici, parlo di TAC e spirometria, 200. Mi fa piacere e quindi sono felicissimo. Mi auguro, ringrazio oltre l'ASP i medici e quanti si sono attivati per iniziare questa attività di prevenzione, perché come è stato detto bene, la prevenzione può salvare vite umane, può salvare famiglie che vivono questi drammi e nello stesso tempo porta anche a dei risparmi, perché qualora si interviene con ritardo tutto questo comporta un aggravamento della spesa sanitaria e quindi anche per questo motivo è giusto, è opportuno e doveroso intervenire a livello di prevenzione. Ma nello stesso tempo bisogna anche intervenire a livello curativo e dare possibilità a quanti vivono questo dramma di essere curati nel miglior modo possibile. Troppe lacrime, troppi lutti in questa famiglia e in questo territorio. Non è più il momento di girarsi la faccia dall'altra parte, anzi è doveroso da parte di quanti hanno responsabilità e ricoprono ruoli importanti di fare una colpa e di cercare di recuperare il tempo che è passato e dare possibilità a queste famiglie, a questi lavoratori di riprendere e di recuperare il tempo passato, dando possibilità a questa gente, ripeto, di dare prevenzione, cura e attenzione. Io concludo dicendo, come ebbe a dire allorquando sedevo nei banchi di quest'aula che mi è sempre familiare. Io all'epoca parlai, a proposito di politica, onorevole Enrico Gianni, da parte della raffineria, perché lo voglio ricordare, qui da noi opera una industria dove il maggiore azionista è lo Stato, perché il maggiore azionista dell'ENI è lo Stato. E quindi lo Stato, l'ENI, che è arbitro, giocatore, legislatore, è tutto. E quindi essendo tutto, ha il dovere, quando prima di intervenire, sotto tutti quei profili che già gli illustri relatori hanno esplicitato molto meglio di me, per, ripeto, provvedere a recuperare il tempo passato. E dissi, in uno dei tanti miei interventi da consigliere comunale, che l'ENI, la raffineria di Gela, qui dovrebbe utilizzare la cosiddetta politica delle 4 euro. Risanamento, perché la cura e la prevenzione passa assolutamente attraverso il risanamento, come è stato già ben esplicitato da uno dei legislatori e da uno dei padri di questo progetto di legge assieme ad altri parlamentari regionali e anche nazionali. Rilancio, perché in un momento di crisi non possiamo noi dire all'ENI, soprattutto in mancanza di alternative di lavoro, perché Genova, la Sicilia, il Sud soffre fortemente della disoccupazione. Il vero dramma, dopo la vita, la salute e il risanamento ambientale, il vero dramma, il vero problema delle nostre famiglie è la mancanza di lavoro. E quindi ci dobbiamo sforzare anche da questo punto di vista di incentivare l'industria, ma di incentivare l'industria chiedendo alla stessa di innovare, come è stato detto, di portare nuove tecnologie e di portare qui a Gela nuovi posti di lavoro, Io ho detto pure che non sono uno di quelli che ha lanciato gridi di entusiasmo, di gioia, perché ancora si continua a parlare di contrazione di posti di lavoro. Bisogna chiedere nuovi investimenti che vanno nella direzione dell'innovazione, nella direzione delle migliori tecnologie, nella direzione della manutenzione degli impianti, il che significa anche sicurezza, e nella direzione soprattutto del rilancio del petrolchimico e del rilancio dell'industria del nostro territorio, perché molte famiglie e molti giovani e molte donne non trovano più possibilità di poter lavorare. E quindi rilancio in questo senso. Poi ho parlato, sempre a proposito delle 4 euro, già ne ho elencate 2,
La terza deve essere quella del ristoro. Il territorio è stato devastato. Qui abbiamo tutto inquinato, amici e illustri relatori e amici concittadini, lavoratori che rivedo a te. Qui abbiamo inquinato l'aria, abbiamo inquinato il mare, abbiamo inquinato il territorio, abbiamo inquinato il sottosuolo, c'è tutto da risanare. E quindi il territorio, non c'è dubbio, che va ristorato, va ristorato. E in ultimo il risarcimento. Troppe famiglie hanno pianto e continuano a piangere in questi nostri territori martoriati da questa industria altamente inquinata. E quindi è giusto che queste famiglie, quelle che hanno avuto la disavventura di avere nascite dei bambini malformati, e sono tantissimi, lutti, malati, e allora queste famiglie io credo che hanno tutto il diritto di essere risarciti e di trovare le giuste risposte, perché anche questo è un senso di giustizia verso queste famiglie e verso questi cittadini. Io credo che questo è il ruolo, e questa è la funzione, e questo è il compito che deve avere la politica. La politica con la schiena dritta, la politica che non ha schiena nell'armadio, la politica che non è messa con il tiro in mano, la politica che non chiede favori, la politica che non chiede nulla, chiede solo il rispetto del territorio, il rispetto dei cittadini e anche e soprattutto giustizia verso queste famiglie toccate da queste